Buonasera cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo a Marciana, una frazione di Cascina, nel comune di Cascina, per la presentazione del Giro delle Due Province, giunta all'83esima edizione, una gara storica a livello nazionale con una gara che ha visto nascere la propria società organizzatrice nel 1911, quindi una società che possiamo dire ultracentenaria, che racconta la storia. La società presieduta da Sergio Casarosa anche quest'anno vedrà più di 180 atleti al via, tra i migliori del panorama nazionale, addirittura qualche formazione estera, quindi per dimostrazione anche di quello che è. Una gara che prevede sempre il solito percorso, con l'asperità del termine di Buti a fare un po' da spartiacque, con una gara che di solito vede nei primi giri la nascita di alcune fughe che prendono sempre diverso tempo di vantaggio, ma che poi venga ripreso per giocarsi poi la volata. Qualche assolo c'è anche stato qui a Marciana, quindi appuntamento ve lo diamo nei primi di luglio, il 14 di luglio, per la gara classica qui a Marciana del Giro delle Due Province, giunto all'83esima edizione, e noi con queste parole vi lasciamo alle interviste di Rito. Francesca Mori, assessore allo sport del comune di Cascina. Il Giro delle Due Province è qualcosa che voi avete cercato sempre di tutelare, siete sempre vicini alla società di Sergio Casarosa e a Massimiliano Annichini. Qui oggi siete anche per questo, per dare il vostro supporto anche in questo 2024. Assolutamente, da quando la nostra amministrazione si è insediata non ha mai perso una gara e l'abbiamo sempre sostenuto nell'organizzazione nel nostro piccolo per quanto ci veniva richiesto, e continueremo a farlo perché è un onore per noi avere una gara di questa levatura nel nostro territorio. Ecco, qualcosa che poi è quasi una festa, perché porta sulle strade proprio del comunale lì di Cascina tantissimi atleti, sempre oltre i 180 atleti che prendono il via, e anche un modo per far conoscere le bellezze che sono qui intorno. Sì, ha un indotto veramente importante perché chiaramente la gara porta con sé gli atleti, lo staff, e quindi dà modo anche attraverso la comunicazione, che devo dire che la ciclistica marcianese cura molto molto bene, ci permette di far vedere tutte le bellezze del nostro territorio e che cosa può offrire, quindi va al di là dello sport per noi. Siamo con Alessandro Gasperini, Giovanni Boldrini, parto da Gasperini del Consiglio di amministrazione della Banca di Pesce Cascina, da sempre vicina a questa manifestazione. Sono 83 anni, tanta storia, tanti campioni che hanno vinto anche questa gara. Anche stasera avete voluto dimostrare la vostra vicinanza. Sì, era importante esserci, essere presenti, per far capire comunque che la nostra banca è sul territorio. Ovviamente porto i saluti anche del Presidente e del Direttore Generale, che ci hanno raccomandato di salutare soprattutto il Direttore, e quindi è un'occasione importante per il territorio, diciamo, in generale. Soprattutto perché questa gara è suddivisa in due componenti. La prima è quella ufficiale, diciamo quella più importante, che ha valore a livello nazionale ovviamente. La seconda è quella con i bambini, a cui partecipo sempre io. Mi sono un po' arrogato il diritto di frequentare l'occasione dei bambini, perché è un divertimento solo guardare i piccoli che vanno in bicicletta, e capisci quanto sia importante, Campioni, diciamo, i futuri campioni. questo sport per loro, esatto. Ecco, tra l'altro questa è una delle tante manifestazioni vicine al ciclismo a cui siete vicino. Sembra veramente come voler dire, no? Un mondo che va sempre più green, che si va verso veramente a un impatto ambientale diverso, anche investimento diverso. Sì, questo è un aspetto di sensibilità nei confronti anche delle problematiche del territorio, che questa gara valorizza comunque, no? Quindi fa conoscere, e soprattutto crea le condizioni per poter andare nella direzione appunto della sostenibilità. Io sono anche nella scuola, no? Quindi ecco perché il discorso anche dei bambini, perché comunque questo è quello che vogliamo trasmettere. Cioè, sì, la nostra è una banca, ovviamente gestisce le risorse finanziarie, è importante perché deve poi aiutare, però c'è anche l'aspetto, diciamo, della sensibilità nei confronti delle persone, che devono essere in qualche modo tutelate anche attraverso il nostro contributo. Cerchiamo di fare il nostro meglio, ovviamente.
Siamo con Massimiliano Anichini, uno facente parte del comitato organizzativo della ciclistica marcianese. Una gara che prende sempre la storia, perché 83 edizioni, nata addirittura nei primi del Novecento, poi ovviamente c'è stato quello che c'è stato con la guerra e tutto, però molto importante, vincitori anche importanti. Ti faccio subito una domanda a bruciapelo. Questa è una corsa che dovrebbe dare orgoglio anche a una cosa come la Federazione Ciclistica Italiana, avere orgoglio ad avere vinto una gara storica come questa. Infatti la società è del 1911 e niente, più che altro bisognerebbe che la federazione avesse l'opportunità di darci una mano e non farsi vedere e basta, perché questi sono i problemi delle società in generale, del territorio di tutta la Toscana, perché tutti si lamentano ma nessuno dice niente. Quindi bisognerebbe che la federazione da ora in poi, ma non che da stasera, più che altro che ci desse una mano per i permessi, per tutto, e non che deve essere una cosa visibile, che si devono far vedere e basta. Quello che si chiede, penso, tutte le società. Ecco, una cosa che poi già l'anno scorso è stato parlato, no? Questo nuovo decreto per lo sport, questa riforma dello sport che ha messo probabilmente molto in allerta anche il ciclismo. Ecco, qualcosa che forse anche lì, secondo il tuo parere, la federazione poteva fare qualcosa? Ma secondo me questo decreto è stato fatto slittare un po' troppo lentamente o velocemente come pareva a loro, diciamo così, perché se un decreto si voleva fermare penso che c'era il sistema per poter fermare, perché lo sport, il ciclismo come il calcio e tutto il resto deve essere pari e non che il ciclismo viene tassato e lo sport no, ecco. Secondo me è questo, però se si va avanti così si arriva a un fondo che poi ci toccherà smettere perché non abbiamo più le possibilità per poter andare avanti, ecco. Ecco, parlando nella corsa invece sarà il classico percorso, quello che prevederà ovviamente il termine di butti come salita. Vi aspettate anche l'anno scorso un gran numero di partenti, si parte sempre in più quasi 180 atleti. Sì, infatti ecco, più o meno siamo su 180 atleti, ci sono anche delle squadre straniere e aspettiamo la conferma definitiva, però ecco, insomma, si spera che sia una bella giornata. Il percorso sono sempre come l'anno scorso circa 150 km e si passerà per le vie del territorio comunale di Cascina, Buti, Bientina e Calcinaia e Vico Pisano. Quindi ecco, si spera una bella manifestazione, una bella giornata e bocca al lupo a tutti. Ecco. Sergio Casarosa, presidente della ciclistica marcianese, insomma avete festeggiato gli 80 anni qualche anno fa, quest'anno l'83esima edizione, sembra che cresca sempre di più questa gara portata avanti con grande passione. Ma francamente devo dire grazie a tutti gli sponsor, particolarmente oltre ovviamente al comune, l'amministrazione comunale, poi i vigili, i carabinieri, ecco, è un'equipe che si è formata nel tempo e che diciamo si è talmente rassodata che non sembra neanche, no? Quando c'è qui sanno già perfettamente che il giorno che c'è la corsa tutti sono a disposizione. Veramente abbiamo avuto e abbiamo tuttora un bel aiuto da parte di tutti e noi siamo contenti perché finalmente si può continuare una tradizione che, come tu sai, è nata nel 1911, ti puoi immaginare, sono 113 anni con 83 edizioni. Io credo che in Italia saremo 4 o 5, non di più, società diciamo, con questa longevità. Quello che conta è l'entusiasmo anche degli sponsor, perché in questa situazione un po' particolare, purtroppo viviamo tutto il mondo di oggi, che è un mondo, lasciamo stare, però ecco, quando gli parli di noi c'è un rapporto particolare, quasi un rapporto più d'amicizia che non tanto di, diciamo, di lavoro. E sono soddisfatti di darci una mano, è cosa che in altri momenti, da altre parti, purtroppo tante altre società hanno dovuto smettere di fare le manifestazioni perché la situazione qui è quella che è. Da parte nostra devo dire sembra quasi di essere un mondo diverso. Abbiamo intorno a noi persone squisite alle quali non finirò mai di dire grazie, ripeto, sia agli enti eccetera, ma particolarmente agli sponsor che si sentono, non dico
non obbligati ovviamente, no? Però ecco ci tengono particolarmente e ogni anno chiedono sempre qualcosa di più, non vanno a guardare le 50 o 100 per essere presenti a questa manifestazione. Poi i riconoscimenti che abbiamo avuto noi, se pensi addirittura dal Presidente della Repubblica, il Papa, cioè insomma vengono a correre da noi squadre straniere, quindi voglio dire, in fondo è una tradizione importante la nostra, cerchiamo di mantenerla, però fino ad oggi abbiamo trovato un terreno diciamo, molto facile che ci danno tutti una mano, auguriamoci che la cosa possa proseguire. La cosa che magari un pochino mi lascia un po' non tanto soddisfatto è che ci sono ancora vecchietti come me alla guida, diciamo io cerco sempre di portare dentro i giovani possibili dando a loro la mano, cioè non lasciandoli soli. Però purtroppo il giovane di oggi, questo è un difetto che non si riesce diciamo, a modificare, che il giovane di oggi non si avvicina molto allo sport in particolare né al ciclismo, forse il pallone, forse sì, ma tutto sommato sono poco interessati allo sport, hanno altre cose a cui pensare. Io ripeto, e non è che poi si dice il telefonino, sì, il telefonino indubbiamente è stato peggio del Covid, però non hanno quello spirito, diciamo, noi se si pensa che è un paese di poche centinaia di persone come Marciana, ripeto, 113 anni di storia, un paese di 700-800 persone, qualcuno non sa neanche dov'è Marciana, no, lo sa soltanto per vie diverse, perché poi viene fuori che a Marciana c'ha corso Cipollini, c'ha corso Bettini, c'hanno corso corridori che poi hanno fatto la storia del ciclismo, Bettiol vinse da noi, per dire. Quindi la nostra è diventata veramente una gara importantissima e ci tengo. L'appello che faccio è che qualche giovinastro ogni tanto gli venga in mente di darci una mano, quantomeno per inserirlo e continuare una tradizione che mi dispiacerebbe, ecco, perché anche noi poi qualche annesso ce l'abbiamo.